59esimo premio a Faenza, una grande e strepitosa inaugurazione per questo premio che si ripete al Museo Internazionale delle Ceramiche in questo venerdì 26 giugno 2015. La vincitrice è Silvia Celeste Calcagno con interno 8, la Fleur Coupé. Innovazione, arte contemporanea, design. Il premio Faenza ancora una volta si dimostra di essere non a livello nazionale ma oltre l'internazionalità. Assolutamente, in tante direzioni. Intanto è di livello internazionale l'approccio artistico in senso stretto, diciamo così. Vediamo pezzi, prodotti, progetti che hanno una dimensione sicuramente di primissimo livello all'interno del dibattito internazionale dell'arte contemporanea, e questo lo è poi soprattutto riguardo alla ceramica, riguarda quell'arte sempre più numerosa che sceglie la ceramica come materiale per raccontare il nostro tempo. È una tendenza che si va a rafforzare. Il premio Faenza nasce proprio su idea ballardiniana da questo. Vediamo come gli artisti interpretano il sentimento del tempo in presa diretta attraverso il materiale ceramico e al di là della pur nobilissima dimensione dell'artigianato artistico. Qui vediamo la scultura, vediamo l'elemento performativo, vediamo la pittura che entra nella ceramica, vediamo i grandi linguaggi dell'arte contemporanea che abitano il dibattito pubblico-culturale internazionale, tutti qui, e vediamo artisti da tutto il mondo che riconoscono a Faenza un ruolo guida. Nel corso degli anni, soprattutto sul sud-est asiatico, sono emersi premi internazionali di primissimo livello, ma Faenza rimane un fulcro perché questo premio non è un elemento così isolato, ma è frutto, è un tassello di un sistema del quale il MIC è il fulcro centrale e che ci racconta di una città che trova l'identità internazionale nella ceramica ed è leader nel momento espositivo, nella collezione permanente, nelle collezioni temporanee, nella scuola, nell'artigianato e nella ricerca scientifica. Ecco, credo che attraverso il premio Faenza la nostra città consolidi ancora una volta questo ruolo di guida internazionale. E poi io credo questa mostra ci serve per capire meglio il mondo in cui viviamo. Io credo che gli artisti abbiano questa funzione, l'abbiano sempre avuta e in un'epoca di crisi ancora di più. Ecco, non dobbiamo fermarci a leggere questi elementi, questi progetti come momenti emotivi, intimi degli artisti. L'insieme di queste opere ci aiutano a leggere il XXI secolo in modo nuovo. In un'epoca di frattura, un'epoca di incertezza come la nostra, qui ci sono tante traiettorie che aiutano non solo il mondo dell'arte ma il mondo della società a interrogarsi, ma in che mondo stiamo vivendo? Ecco, qui credo ci siano tante risposte plurali, perché la ceramica è plurale, perché gli artisti da tutto il mondo hanno formazioni e sensibilità completamente diverse. Questo titolo come nasce e come nasce questa opera? Allora, Internotto nasce... Il titolo è legato alla mia vita, in quanto Internotto è il numero civico della mia abitazione. Di conseguenza è per me il fluire, no? Il fluire. È una storia dalle infinite trame. Quindi è stato fatto questo parallelismo con Raymond Carver, con le short story. Sono tante storie raccontate in 2000 tessere con una tecnica totalmente innovativa che è in fase di brevetto, che si chiama fire printing. A livello concettuale è il convergere di due linee parallele, da una parte il concetto, dall'altra la materia, che per definizione non si potranno mai incontrare, ma in realtà si incontrano, convergono in un punto in maniera molto fluida e in quel punto nasce l'opera, nasce l'installazione ed entra nel contemporaneo. Io sono molto felice di aver vinto questo premio perché due anni fa negli under avevo vinto la medaglia del Presidente della Repubblica, quindi questa è una conferma che mi aiuta a, adesso come premio Faenza, ricordarmi il peso della responsabilità che il cerchio non si deve chiudere mai. Ha parlato di concetto e di materia, che cosa deve risaltare sopra, davanti a tutto? Io penso che non ci sia nulla nell'audio, nella materia, io penso che sono di parte, deve dominare assolutamente il concetto. Ovvio che la potenza che dà la materia al concetto, per questo che credo molto nella ceramica come materia del contemporaneo, è unica, è un fuorisincro, è una cosa che nessuno ha nel contemporaneo.
Ma se uno bussa all'interno 8, chi trova? Trova Silvia Celeste Calcagno e tutti coloro che hanno la volontà di entrare in uno strano quotidiano. In estrema sintesi, questa è Faenza. Sì, questa è Faenza, è la tradizione della nostra città, è la tradizione del nostro Museo Internazionale delle Ceramiche ed è proprio in questa parola l'internazionalità, il valore di questo premio e il valore di questo museo. 58 paesi rappresentati fra i 630 artisti che hanno concorso a questa edizione del premio, è un premio veramente fantastico con delle opere premiate e quelle selezionate di grande rilievo. E io vedo davvero in questo premio che giunge alla 59esima edizione un grande strumento per far crescere la qualità artistica della produzione ceramica del nostro territorio. La contaminazione che si crea grazie a questo premio e grazie alle relazioni che si creano con gli artisti di altri paesi fa crescere la nostra ceramica, fa crescere i nostri ceramisti. Quindi grazie a chi si è impegnato per realizzare questa 59esima edizione, un'edizione bellissima e invito tutti quanti a venire a visitare il premio al museo. Presidente, numeri importanti, 1300 opere. Sì, numeri molto importanti che questo museo secondo me merita pienamente. Del resto chi entra nel museo c'è un libro all'ingresso, ognuno può esprimere i propri pareri. Quando io sono incavolato, perché questo non va, quell'altro, vengo giù e mi leggo un po' di pareri, perché ci sono sempre delle cose splendide, quindi tutti ne parlano bene. Beh, mi sembra che sia una buona cosa. Il concorso secondo me ha anche un livello tecnico molto alto, perché ci sono artisti che hanno cercato veramente di innovare, di mescolare anche diverse prospettive e questo è un fatto importante perché stimola l'artista a fare meglio naturalmente. E questo è anche uno strumento per queste cose, ed è fondamentale questo qui. Lo conoscono tutti, meno lo conoscono Faenza, però ci vorrà pazienza, insomma. Tanto la giuria ha fatto un lavoro difficile perché da 1300 portare a 130 opere rappresentando tanti paesi al mondo. Sì, ha fatto un ottimo lavoro, ma sempre le giurie che hanno sempre fatto dei lavori importanti e molto approfonditi e alla fine riescono sempre a raggiungere anche l'unanimità. Io, ripeto, sono fuori dalla giuria naturalmente, però vi tengo informato, parlo e quindi so anche le eventuali visioni diverse che uno ha perché magari ha una formazione di un tipo, uno di un altro tipo. Ed è proprio il bello, è proprio questo insieme di diverse esperienze e anche di diverse culture che alla fine però realizzano comunemente il premio e questo è importante. E perché allora questo premio internazionale vede anche oggi tanti ospiti stranieri da tutto il mondo e meno faentini, meno romagnoli? È così, non c'è una spiegazione. Qualcuno dice che nessuno è profeta in patria, può darsi che sia così, però io penso che, guarda, nel 1500 studiavo delle cose relative al museo e a Faenza c'erano 8.000 abitanti. 1.000 erano dediti alla ceramica, che è un rapporto sproporzionato, però così è, quindi questa storia nasce di qui, quindi Faenza, Faianza, su tutte le tavole dei grandi, dei principi, eccetera, eccetera, a metà del 1500-1600 c'era solo la roba nostra di Faenza, cioè così. Ha ringraziato in questa occasione i dipendenti, sì, in primis, poi naturalmente l'amministrazione comunale e poi due fondazioni che danno una bella mano. Sì, certo, prima di tutti i dipendenti, collaboratori, qui dipendenti, c'è gente che fa 60 ore in una settimana, quindi non posso dire dipendenti, se no li devo pagare pure, insomma, quindi dico collaboratori e siamo a posto, perché in effetti sono persone che fanno molto più di quello che il loro contratto li obbligherebbe a fare e lo fanno anche con uno spirito diverso e questo è fondamentale, Io credo sotto questo aspetto di essere fortunato, nel senso che avere dei collaboratori bravi che amano il loro lavoro e lo fanno con passione rende molto ma molto e lo si vede anche, insomma.
Direttrice, un lavoro faticoso da 1300 opere a 130, però credo che avete scelto bene, no? Siete soddisfatti? Siamo molto soddisfatti, il risultato ci piace e credo che anche il pubblico lo stia apprezzando. La rassegna stampa che è uscita in questi giorni ce lo dimostra e quindi siamo molto orgogliosi e lo dico anche a nome della giuria che, come giustamente diceva, ha fatto un grande lavoro. Sono stati oltre 40 giorni impegnativi per selezionare questa crema, noi diciamo la crème della crème, degli artisti internazionali che con diversi linguaggi e con diverse modalità hanno dato un senso molto contemporaneo e molto attuale dell'arte ceramica. E possiamo dire che in mostra c'è un po' tutta la storia ceramica, dal design alla tradizione anche a una sorta di innovazione multimediale. Sì, questo era un po' il senso che volevamo dare a questa edizione, cioè cercare di mostrare quasi tutte le possibilità dell'arte ceramica oggi, passando attraverso appunto diversi linguaggi che non fossero anche necessariamente della ceramica, ovvero con la fotografia, il suono, la installazione, che è sempre un risultato importante nell'ambito della contemporaneità, quindi siamo veramente molto orgogliosi e ci sembra che il risultato meriti una visita. All'ingresso c'è la medaglia del Presidente della Repubblica Mattarella, poi naturalmente i premi del Senato, della Regione, della Camera dei Deputati, ma ha già detto che state lavorando per il 60° premio Faenza. Sì, la 60ª edizione sarà importante, quindi dovremo raccontare qualcosa di nuovo, di diverso, raccontare una storia. Come è stato più volte detto, questa è l'edizione più longeva al mondo e è un premio importante che ha dato molto alla città di Faenza e molto al mondo della ceramica italiana e quindi il 60° anniversario dovrà necessariamente essere qualcosa di speciale. Un'ultima cosa, manca un premio, vuole spiegare perché manca un premio che deciderete a gennaio alla fine della mostra? Sì, è il premio del pubblico, ognuno potrà infatti definire il proprio artista preferito lasciando in un'urna all'ingresso della mostra un nominativo, un biglietto con un nominativo. Alla fine di gennaio, quando chiuderà il premio Faenza, noi cercheremo di individuare l'artista più votato a cui ci sarà una sorpresa come in termini appunto di premio, un premio speciale.